Sì, assolutamente, come abbiamo detto appunto in conferenza, penso che grazie al coach che ci sta dando le sue indicazioni per cercare di appunto farci entrare il più possibile nel suo sistema, credo si stiano già vedendo comunque i risultati. Sicuramente arrivare da una situazione completamente diversa crea un attimino di, che ne so, Un pass. sì, diciamo che ci vuole, si fa un saltello, no? No, comunque, al di là di... non gioco a basket da ieri, quindi non giochiamo a basket nessuna di noi da ieri, quindi stiamo cercando di fare, ascoltarli il più possibile, appunto cercare di mettere in pratica quello che ci chiedono, che ci viene chiesto. Sì, ma assolutamente, ma noi giocatrici, giocatori, quando andiamo in campo, quando ci alleniamo, vogliamo dare il 100% sempre, perché per noi la pallacanestro è tutto. Per me almeno, ma io sono sicura che è così quasi per ogni giocatore e, e quindi è ovvio che è bello quando ci si sente soddisfatti, appunto magari se si fa che ne so, una cosa in più, una difesa in più, un canestro in più, è ovvio che ci si sente meglio e quindi quello ti dà forza e ti dà soddisfazione, appunto, per quello che hai detto tu. I tifosi ci danno tanto, ci danno tanta forza, tanta energia, è ovvio che noi vorremmo vincere ogni partita, è ovvio che vorremmo dare sempre quello che loro si aspettano e quindi è una cosa logica e chiara, diciamo. Cominciamo a provarci da domani, anche perché arrivano le campionesse d'Italia. Nessuno ha paura. Assolutamente no, sicuramente sarà una partita completamente diversa dalla partita che abbiamo giocato in Coppa, in Supercoppa. Ci sono due nuove giocatrici per loro, molto importanti sicuramente, però anche noi abbiamo Ashley in più, che non c'era in Supercoppa, non era ancora arrivata, e sicuramente stiamo facendo, da lì abbiamo fatto già un bel saltello, devo dire, in avanti e credo che ogni partita abbia una storia a sé e quindi è inutile stare a guardare la carta. È chiaro che Schio è una squadra costruita per l'Eurolega, costruita per vincere il campionato, ma come hai detto tu, paura di nessuno, rispetto per tutti ma paura di nessuno.